Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Scomparsa una quindicenne da una comunità del Siracusano. Della ragazzina non si hanno più notizie da ieri mattina. Le ricerche si concentrano nelle campagne tra Brucoli, Augusta Lentini e Carlentini. Terremoto in Venezuela, morta anche la donna siciliana che risultava dispersa, è la seconda persona originaria della nostra regione a perdere la vita per il terribile sisma in Sud America. La strage di Ustica è un segno incancellabile della storia italiana, lo dice il presidente Mattarella, a 46 anni dalla tragedia, un dovere irrinunciabile per il capo dello Stato ricostruire quanto avvenne. Gli esattori del racket a Palermo continuano a tartassare i commercianti. Addio Pizzo risponde con una campagna di forte impatto, un porta a porta per invitare i negozianti a denunciare. Iniziati i lavori di restauro della preziosa Cappella di Sant'Agata che tornerà al suo originario splendore. Già possibile ammirare la bellezza dei colori che stanno tornando quelli di un tempo. Arte, creatività e voglia di riuscire. La storia di uno stilista originario della Guinea, a Catania la prima sfilata dei suoi capi dopo la fuga dall'Africa e anni di sofferenze. Calcio, il Catania ha scelto il nuovo tecnico, Emilio Longo guiderà i rossazzurri, per lui un contratto biennale con opzione per il secondo anno. Ora può cominciare anche il mercato. Pallanuoto femminile, Orizzonte ultima chiamata, stasera alle 21 al Palanesima, gara 2 della finale scudetto con la Sisse Roma, catanesi costretti a vincere per portare la serie a gara 3. Di nuovo bentrovati, ci spostiamo subito, come avete sentito dai titoli, nel Siracusano, dove si cerca una ragazzina di 15 anni che si è allontanata da una comunità. Della giovane non si hanno più notizie da ieri mattina, le ricerche si concentrano nelle campagne tra Brucoli e Augusta. Al momento della scomparsa indossava un jeans, maglietta bianca e scarpe bianche. Tonino De Mana. Con il passare delle ore cresce la preoccupazione per la scomparsa di una ragazza di 15 anni allontanatasi da una comunità del Siracusano e di cui non si hanno notizie dalla tarda mattinata di ieri. Operazioni di ricerca su cui vige il massimo riservo che vanno avanti senza sosta e che si sono intensificate tra Brucoli ed Augusta, nel cui territorio sembra sia stata agganciata per l'ultima volta la cella del telefonino della giovane. Le ricerche sono in corso anche con l'ausilio di un elicottero dei Vigili del Fuoco in un'area estesa pure alle campagne di Lentini e Carlentini. In azione l'unità cinofila, con posto fisso avanzato allestito nel distaccamento dei Vigili del Fuoco di Augusta, cui si riferiscono le immagini. Avviato il protocollo per le persone scomparse, reso ancor più rigido trattandosi di una minorenne. La questura di Siracusa ha chiesto la collaborazione dei cittadini. Qualsiasi informazione, anche apparentemente insignificante, potrebbe risultare determinante per il suo ritrovamento. La quindicenne è alta 1,70 m, ha i capelli scuri e quando è stata vista per l'ultima volta indossava un paio di jeans, una maglietta bianca e scarpe da tennis bianche. Chiunque avesse informazioni è invitato a contattare tempestivamente il numero unico di emergenza 112. Il terremoto in Venezuela, è stata trovata morta la donna di origini siciliane che era dispersa. Si tratta della seconda vittima della nostra isola dopo Giuseppe Colaiani. Orazio Longo. Il cadavere è stato estratto dalle macerie del residence Pinaiga alla Guaira, alle porte di Caracas, dopo che i parenti per ore avevano setacciato gli ospedali e diffuso appelli sui social. Francesca Mannina non ce l'ha fatta. È la seconda vittima siciliana del forte sisma che ha colpito il Venezuela, dopo Giuseppe Colaiani, il 56enne originario di Calascibetta, che prima di morire è riuscito a mettere in salvo la moglie. 42 anni, laureata in commercio internazionale e impiegata nella macelleria di famiglia, Francesca è rimasta intrappolata sulla soglia del proprio appartamento mentre tentava di trovare una via di salvezza. Il marito è invece riuscito a farcela, ma si trova ora in stato di shock. La donna era originaria di Balestrate, in provincia di Palermo. In paese la notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di cordoglio e commozione. Molti la ricordano come generosa e altruista. Il sindaco ha espresso pubblicamente cordoglio alla famiglia attraverso i social, sentimenti di solidarietà e partecipazione, con l'auspicio che chi è ancora coinvolto possa essere tratto in salvo e che le famiglie trovino la forza di affrontare questo difficile momento, ha scritto. Francesca Mannina risultava dispersa dal 24 giugno, giorno del violento sisma che ha provocato crolli e distruzioni in diverse aree del Venezuela. Secondo quanto riferito dai familiari, nelle ore successive al terremoto, la donna si trovava all'interno di un edificio interessato dal crollo e stava cercando di mettersi in salvo quando si sono perse le sue tracce.
Ricorre oggi il 46esimo anniversario della strage di Ustica, il peggior incidente della storia dell'aviazione civile italiana, che ormai appare chiaro, fu causato da una battaglia fra caccialibici e francesi nei cieli siciliani. Maglio Viola. 46 anni e ancora nessuna certezza, nessuna verità assoluta e forse quella verità non arriverà mai più. Tanto è passato dalla strage di Ustica, il peggior incidente aereo della storia dell'aviazione italiana, che probabilmente però incidente non fu. L'unica cosa che sembra ormai certa è che le 81 persone a bordo del DC-9 Itavia morirono quali vittime inconsapevoli di scenari di guerra nei cieli siciliani la sera del 27 giugno 1980. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne nel Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno rimane un dovere irrinunciabile, dice oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Custodire la memoria è un dovere e un impegno collettivo. Il trascorrere del tempo non attenua la necessità di proseguire con determinazione nella ricerca della verità, aggiunge il Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Commemorare questa tragedia significa rinnovare l'impegno delle istituzioni nel preservarne il ricordo affinché non venga mai meno la memoria e si continui a perseguire con determinazione la ricerca della piena verità, scrive invece su Instagram il Presidente del Senato Ignazio La Russa. Un barlume di verità ufficiosa in realtà c'è, anche se non riconosciuta. Durante la battaglia nei cieli siciliani fra MiG libici e caccia francesi, uno di quei MiG libici passò a velocità supersonica, troppo vicino all'aereo civile. L'onda d'urto danneggiò irreparabilmente entrambi i velivoli che precipitarono, il DC-9 nel mare di Ustica, il MiG in Calabria sui monti della Sila, ma nessuno confermerà mai che andò così. A Palermo gli esattori del pizzo continuano a tartassare i commercianti. 5.000 euro al mese come prima richiesta. Addio Pizzo lancia una campagna di porta a porta invitando proprio i negozianti a denunciare. Marco Gulla. 5.000 euro al mese, trattabili, e per alcuni c'è una tassa in più che va corrisposta subito, che varia dai 30 ai 40.000 euro. Gli esattori del pizzo a Palermo continuano a tartassare i commercianti con richieste di messa a posto. Entrano nei negozi e con spavalderia minacciano i titolari: dovete pagare. Parallelamente le associazioni anti-racket come Addio Pizzo si sono mosse da tempo per incoraggiare i commercianti a denunciare. Nelle ultime ore i volontari stanno lanciando una nuova campagna di forte impatto a Tommaso Natale e Cardillo, passeggiate per il quartiere e incontri con i commercianti. Incontri con imprenditori e commercianti che proseguiranno nelle prossime settimane, che hanno l'obiettivo di iniziare una fase di ascolto e di sensibilizzazione per portare a una collaborazione con magistrati e forze dell'ordine. Nel quartiere c'è chi continua ad avere paura, non denuncia richieste di pizzo per timore di ritorsioni e conseguenze. Dall'altro lato, Addio Pizzo ribadisce totale vicinanza agli imprenditori. L'unico modo per uscire fuori dalla piaga del pizzo è quella di essere uniti con una denuncia collettiva. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Gravina di Catania per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. L'uomo è accusato di avere picchiato l'anziano padre, procurandogli ferite al volto, sulla schiena e agli arti superiori. A chiedere l'intervento dei militari dell'Arma era stato un altro figlio della vittima. La politica adesso con i movimenti nel centrodestra siciliano. Da Fratelli d'Italia a Forza Italia, incontri nel Catanese, si parla di sviluppo dell'isola ma anche di scelte. Ribadito il no ad elezioni anticipate. Sentiamo il servizio. Un colpo alla botte e uno al cerchio. Sembra essere questa la strategia politica del centrodestra siciliana. È così che partono bordate all'indirizzo del governo Schifani. A parlare è l'ex presidente Nello Musumeci, che sottolinea come il governo non ha bisogno delle sue pagelle, ma un sassolino dalla scarpa se lo leva, parlando con i giornalisti a Zafferana Etnea. Se posso rivolgere un invito al presidente Schifani, ecco, a proposito di centrodestra, eviti di dare l'impressione che il mondo sia cominciato in Sicilia col suo governo. Ecco.
perché la politica è continuità. Ma poi arriva la carezza del commissario di Fratelli d'Italia, Luca Sbardella, che parla di un governo al quale i numeri danno ragione. Si sta lavorando bene, si può continuare a lavorare, abbiamo un momento un po' d'impasse, ma sicuramente siamo pronti a superarlo. Lo Schifani bis è una delle ipotesi, se non dovesse essere lo Schifani bis ci sarà un altro candidato di centrodestra pronto a vincere, può essere di Fratelli d'Italia, visto che abbiamo persone più che capaci di fare il Presidente della Regione. Nelle stesse ore in cui Fratelli d'Italia si incontra a Zafferana, il deputato europeo azzurro Marco Falcone porta in Sicilia il Partito Popolare Europeo e parla insieme a Forza Italia di rilancio dell'isola verso il Mediterraneo. Catania e la Sicilia sono un hub, sono centrali non soltanto nel Mediterraneo, ma sono la porta dell'Europa. In quanto tali li dobbiamo interconnettere con l'Europa e possiamo realmente creare le condizioni di sviluppo e di crescita non soltanto di questo nostro territorio, ma di tutta l'intera nostra regione siciliana. E come ogni fine settimana torna il punto, l'approfondimento condotto da Luca Ciliberti, che oggi si occuperà ancora delle tensioni nella politica siciliana di entrambe le coalizioni. Il centrodestra spaccato sulla riconferma della candidatura di Schifani e centrosinistra alla ricerca delle alleanze del cosiddetto campo largo. Durante la trasmissione anche un approfondimento sul fenomeno delle corse clandestine dei cavalli alla luce dei lavori della Commissione Nazionale Zoomafie. Appuntamento dunque alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Parliamo adesso di agricoltura. In chiaroscuro i comuni di Modica, Ragusa e Vittoria hanno ottenuto la Spiga Verde 2026 tra le eccellenze italiane per sostenibilità e gestione del territorio. Ma chi vive i campi lotta ogni giorno con un prezzo di mercato che non copre le spese. Veronica Barbarino. Il riconoscimento Spighe Verdi assegnato da FEA Italia e Confagricoltura ai comuni rurali più virtuosi quest'anno in Sicilia è andato solo ai 3 comuni Iblei. Modica, Ragusa e Vittoria si confermano infatti tra le eccellenze italiane per sostenibilità in agricoltura e gestione del territorio. Dall'uso del suolo alla valorizzazione delle produzioni tipiche, dalla gestione dei rifiuti alla tutela del paesaggio. Sono numerosi gli indicatori di sostenibilità per acquisire il riconoscimento e gli imprenditori agricoli Iblei hanno saputo dare lustro alla Sicilia. Ma per chi lavora ogni giorno nei campi il vero traguardo resta un altro: ottenere un prezzo equo per ciò che produce. Il mercato non apprezza le eccellenze che noi produciamo, i sacrifici di tanti agricoltori, la grande esperienza, la grande professionalità. Oggi siamo noi intorno ai 26-28 centesimi prezzo alla vendita del grano, quando per produrre il grano oggi sono necessari almeno dai 30 ai 38 centesimi. Costi di produzione vivi. Non so quali saranno i propositi per cominciare le prossime campagne, le prossime annate agrarie. Senza una giusta remunerazione, quindi, diventa sempre più difficile continuare a custodire quel paesaggio e quella qualità che oggi fanno conquistare al territorio ibleo un riconoscimento nazionale. Andiamo a Catania, cominciati i lavori di restauro della cappella di Sant'Agata. È già possibile ammirare la bellezza dei colori che stanno tornando all'originale, quelli del suggestivo cancello dorato. Sentiamo Orazio Longo. Abbiamo proprio voluto iniziare con il recupero dell'antica porta tutta in oro zecchino, con parte interna di tutta la decorazione lapidea. Un apparato decorativo composto non solo da marmi dorati ma anche da colonne in alabastro e oro, oltre al ritorno all'antico splendore dei grifoni presenti nella struttura. Si è dato ufficialmente il via ai lavori di restauro della cappella di Sant'Agata, un intervento che mira a restituire il suo originario splendore a un luogo di alto valore non solo religioso ma anche storico e artistico. I lavori, che si trovano attualmente in una fase preliminare, proseguiranno speditamente dopo le celebrazioni del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Possiamo già ammirare la bellezza dei colori che vengono restituiti al loro primitivo splendore, il cancello di Sant'Agata dorato e poi lo stemma di Fernando de Acugna in questa cappella realizzata con le sue decorazioni principali nel 1495 dalla moglie Maria d'Avila. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo della Regione Siciliana.
E all'Università di Catania arriva il congedo mestruale per le studentesse che soffrono di dolori invalidanti durante il ciclo. A portare avanti la battaglia un gruppo di studenti maschi. Desiree Ferlito. L'Università di Catania apre la strada a un tema che fino a pochi anni fa era quasi un tabù, il congedo mestruale. L'Ateneo Etneo è tra i primi in Italia ad aver introdotto una misura a tutela delle studentesse che soffrono di dismenorrea severa, ovvero dolori mestruali particolarmente invalidanti che possono rendere difficile seguire le lezioni o sostenere gli esami. Potrebbe sembrare una battaglia che riguarda soltanto le donne e invece a portare avanti la proposta all'Università di Catania sono stati un gruppo di studenti, tutti maschi. Noi siamo due facce della stessa medaglia, uomini e donne, quindi il fatto di dover costantemente pensare che siamo contrapposti piuttosto che complici in una società che poi deve mirare al benessere comune è proprio il punto chiave. Le tue colleghe donne, le ragazze, cosa ti hanno detto? Sicuramente hanno ringraziato perché era una cosa che non ci si aspettava, è una cosa che in realtà si vocifera da tempo, c'è chi lotta per queste cose, ci siamo riusciti e quindi chiaramente sono contenta. Per accedere al congedo sarà necessaria una certificazione medica che attesti la patologia, evitando così che le assenze possano trasformarsi in un ostacolo al percorso di studi. Più di un segnale è un atto concreto. In Italia non esiste ancora una legge che disciplini il congedo mestruale per studentesse e lavoratrici, anche se negli ultimi anni alcune scuole, grazie all'autonomia scolastica, permettono 2 giorni di assenze in caso di dismenorrea grave. Una battaglia senza sesso che supera un retaggio culturale e lancia un messaggio preciso. Forse è l'ora di cominciare a capire che se vogliamo realmente costruire qualcosa dobbiamo cominciare a farlo tutti insieme, guardando nella stessa direzione. Parliamo adesso del premio Cronista Sicilia. Sono stati assegnati riconoscimenti fra i giornalisti premiati, anche il collega Geritalia, giunto terzo nella sezione Le occasioni di riscatto nelle periferie geografiche ed esistenziali delle città, la marginalità che diventa motore di cambiamento. Ovviamente i complimenti di noi tutti al collega, a cui è stato riconosciuto anche il lavoro fatto a Niscemi nel periodo seguente alla frana. Cultura, ma anche inclusione e rinascita. Catania ha ospitato la sfilata di un giovane stilista originario della Guinea, dal viaggio in mare all'approdo a Lampedusa fino alla scoperta della moda. Ci racconta la sua storia Lorena Dolci. Arte, creatività e voglia di farcela. Questi abiti non sono solo moda, raccontano una storia di rinascita. Lo stilista Ismael, originario della Guinea, ha scelto come logo l'araba fenice per dire che anche dalle ferite più profonde può nascere bellezza. Cresciuto con la nonna, alla sua morte a soli 6 anni, rimane solo. A 12 decide di scappare, affrontando anni di tortura e sofferenza. Abbiamo attraversato il deserto e abbiamo subito tanta tortura, prigione. Abbiamo attraversato il mare e siamo arrivati fino a qui. Ho preferito di morire fuori che a casa mia e ho scelto di uscire e di andare da un'altra parte. Oggi Ismael ha 26 anni. Dopo l'approdo a Lampedusa arriva a Milano. Qui scopre il mondo della moda. Comincia a cucire creando abiti che intrecciano geometria sartoriale, low fashion e tessuti africani. Io quando sono cresciuto avevo solamente un abito tutta la mia vita e li lavavo la notte e li mettevo la mattina. Quindi di qui quando sono arrivato ho cominciato a fare le piccole sfilate senza essere pagati e poi sono arrivato all'alto, ho sfilato anche fuori e lì ho capito che c'è qualcosa che mi piace davvero. Quella dell'Istituto per Ciechi Ardizzone Gioenia è la sua prima sfilata, allestita con l'aiuto di tanti amici. Il suo brand si chiama Lazè, come la sorellina rimasta in Africa. Questa ragazza quando parliamo mi dà troppa energia e mi dà la voglia di vivere la vita, di continuare. Adesso la pubblicità, torneremo fra poco con la pagina sportiva.
Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata allo sport. Partiamo dal calcio. Emilio Longo è il nuovo allenatore del Catania, ha trovato l'accordo con i rossazzurri, firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Sergio Colosi. 2 volte fuori e 2 volte il Cerignola, quindi sono 6. Emilio Longo, salernitano di 52 anni, è il nuovo allenatore del Catania. L'accordo è stato già raggiunto, l'ufficialità nelle prossime ore, forse ad inizio settimana. Il Catania lo chiama, lui risponde presente, senza dubbi o perplessità. Ha dimostrato di volere fortemente il club rossazzurro, un fattore in più dopo le estenuanti trattative con Fabio Caserta e Pietro De Giorgio. Contatti sempre più frequenti negli ultimi giorni, su tutto. La storia e le ambizioni della società di Pelligra hanno fatto la differenza. Dopo l'addio al Crotone e il passo indietro con il Foggia, ha scelto Catania. Stimato, preparato e motivato, ecco la grande occasione che sino ad oggi non era arrivata. Allenato anche Picerno, Caratese e Cavese. Tanta Serie C, tanta gavetta. Gli manca quel salto in B, obiettivo del Catania, dopo 3 stagioni in terza serie. Firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno legata ai risultati. Nel suo staff il vice allenatore Vincenzo Migliaccio, il collaboratore Favasuli, i preparatori dei portieri Barasso e Atletico Parisi. Il suo marchio di fabbrica è il 4-2-3-1, in alternativa il 4-3-3. Con Francesco Forte in partenza con destinazione Entella non si escludono trattative con il Crotone per la punta Guido Gomez, seguito in passato dal Catania, e per Marco Zunno, altro elemento valorizzato dallo stesso Longo. Adesso la pallanuoto femminile, stasera alle 21, ennesima, gara 2 della finale scudetto tra Orizzonte Catania e SIS Roma. Giallorosse avanti nella serie, la squadra di Martina Miceli costretta a vincere per portare appunto la serie a gara 3. Tonino De Mana. Vietato sbagliare in un match praticamente da dentro fuori. Dopo la sconfitta in gara 1, l'Orizzonte Catania si tuffa stasera alle 21 al Palanesima per la seconda sfida della finale scudetto di pallanuoto femminile. Sarà la rivincita di gara 1, vinta 12-9 mercoledì sera dalle giallorosse, al termine di una partita caratterizzata da una prestazione altalenante della formazione catanese. Le capitoline sono così 1-0 avanti nella serie che assegnerà il tricolore e che si gioca al meglio delle 3 partite. La squadra allenata da Martina Miceli vuole reagire con determinazione e davanti al pubblico amico farà di tutto per conquistare la vittoria e pareggiare i conti contro la SIS Roma. Sull'importanza del match è intervenuta Bronte Halligan, che confida sul calore del pubblico catanese, evidenziando gli errori commessi in gara 1 e la possibilità di reagire dando il massimo con grande cattiveria agonistica. L'eventuale gara 3, che gli appassionati etnei auspicano, è fissata per sabato 4 luglio alle 19:15 a Roma. Bene, davvero tutto per questa edizione, la prossima alle ore 20. Grazie per averci seguito, un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.